Buongiorno, oggi siamo a Cogollo del Cengio, al santuario dell'Olmo. Facciamo un giro ad anello passando per il sentiero delle postazioni, tornando in giù per il sentiero 851. Sono in compagnia di Elena. Ciao, buona giornata. Ci vediamo dopo, ciao. Sentiero 648, sentiero delle postazioni. Le 6 postazioni che incontreremo sono state realizzate dai reparti del genio militare del 22° Corpo d'Armata Italiana nell'autunno del 1916 alla primavera del 1917. Lungo il percorso si incontrano postazioni e gallerie, le cui entrate partono tutte da tornanti del sentiero e hanno terminali direzionati verso la conca di Arciero, la Media Valdastico e il Cengio stesso. Particolare l'apparente mancanza di tracce relative ai ricoveri per la truppa, il che fa supporre che le postazioni non fossero presidiate permanente, ma occupate solo in caso di necessità. A questo punto noi teniamo la destra per il sentiero alto Scalette. A questo bivio noi teniamo sempre la destra e proseguiamo dritto. Ricordatevi anche di portare via una pila frontale, perché ci sono anche gallerie da 100 metri. Parte ufficialmente il sentiero delle postazioni. Andando dritto si va a Casale e scomincia il sentiero 647A. Fate sempre attenzione alla segnaletica. Noi teniamo dritto per il sentiero. Ci sarebbe anche la possibilità di arrivare da questo sentiero qua, Chiesa dell'Olmo, fare un traverso più in alto. Siamo arrivati alla prima postazione a 600 metri, lunghezza 18-20 metri. Entriamo alla prima postazione. Accendiamo il faro. Non so se si vedrà qualcosa nel video. Vista su Arciero, Velo d'Astico. Bivio, teniamo a sinistra il 148 e su arriviamo alla seconda postazione. 680 metri, questo è un po' in salita, cioè, qua c'è un bivio, teniamo Novini. Ah, c'è un pozzo qui, non mi ricordavo. Su Monte Sumano, Preaforà e in fondo al Novegno. Qua è il pozzo che abbiamo visto prima, siamo arrivati da sotto. A 700 metri siamo arrivati alla terza postazione, lunga V di 5 metri. Arrivati alla quarta postazione, la più lunga, 100 metri, con varie bifurcazioni, come vedete dal cartello. Molto lunga, molto lunga. L'altra stanza. Vista sul Cengio.
Sesta postazione, siamo a 970 metri sul livello del mare ed è lunga 70 metri. A questo punto si potrebbe fare il sentiero attrezzato per il Monte Cengio. Non è difficilissimo, ma comunque è un po' più esposto. In salita è fattibile, in discesa è molto più tecnico. Noi invece teniamo a destra, andiamo a prendere il sentiero del 651. Ci sono qualche punti dove bisogna tenersi con le corda, ma tutto fattibile, in salita è tutto fattibile. Costo e costo vecchio. Noi siamo arrivati da là, adesso saliamo un altro pezzettino fino a un punto panoramico e poi scendiamo per il 651, che è molto bello il panoramico. Mare detto a 1025 metri. A questo punto noi andiamo fino al punto panoramico e poi torniamo indietro per un pezzo e facciamo l'851 fino alla macchina. Siamo arrivati al punto panoramico, adesso fai pausa e poi scendiamo. La macchina è in fondo là. Siamo saliti di qua, si vede il sentiero, un pezzettino bello. Monte Cengio, eccolo là, sarebbe un altro paio d'ore. Ci sarebbe Galleria del Cengio che si vedono là, ma viene troppo lungo il giro, sono circa 1300 metri di dislivello. Per arrivare fino a qua ci abbiamo messo 2 ore e mezza filmando e sono 4 km. Dopo una breve sosta riprendiamo e scendiamo. A questo punto più avanti c'è una galleria chiusa, bisogna tenere a sinistra per la deviazione. Siamo ritornati al sentiero 651 di prima, dove c'è la galleria un po' più in alto chiusa. Eccoci alla macchina dopo 8 km e 860 metri di dislivello, 4 orette, 3 orette e mezza ci abbiamo messo, fermandoci per merenda. Siamo ritornati, giro da fare in senso orario perché la discesa dalle postazioni è un po' più impegnativa, ci vuole passo fermo. Ecco, niente, bel giro, bella giornata, calda. Un saluto da Michele. Ciao, alla prossima. Ciao.